Si è spento all'ospedale di Treviso 2 ore dopo il terribile incidente nel quale era rimasto coinvolto ieri sera a Sant'Anna di Susegana. Profondo cordoglio nella Marca per la morte di Don Dino Milanese, investito da un'auto poco dopo le 19:30 in via Mercatelli davanti alla trattoria Ciao Bei. Il sacerdote stava attraversando la strada quando è sopraggiunta un'auto condotta da una 61enne di Susegana che, complice probabilmente l'oscurità, l'ha travolto. Subito soccorso, Don Dino è stato trasportato al Cafoncello, dove purtroppo si è spento qualche ora dopo. Don Dino Milanese, 84 anni, era attualmente vicario parrocchiale nelle comunità di Sernaglia della Battaglia, Falsa di Piave e Fontigo ed era incaricato diocesano per il collegamento con il CEIS. Nato a Cordignano, ordinato nel 60 a Vittorio Veneto, Don Dino Milanese era un sacerdote molto amato ed apprezzato per la sua grande sensibilità, umanità e cultura. La notizia della sua improvvisa scomparsa è stata accolta con sconcerto e dolore da tutta la comunità diocesana. Con l'improvvisa scomparsa di Don Dino, sacerdote ma soprattutto amico, il nostro paese perde un importante punto di riferimento, afferma il sindaco di Sernaglia Mirko Villanova. La sua presenza, la sua cultura, la sua empatia e la capacità di fare comunità mancheranno molto ai parrocchiani e a tutta Sernaglia della Battaglia. Intanto a Susegana monta la polemica per la pericolosità di quel tratto di via Mercatelli, già teatro di numerosi, troppi incidenti con morti e feriti. A maggio dell'anno scorso sulla strada maledetta perse la vita una ragazza di 18 anni. Nel 2015 un 58enne in scooter morì travolto da un'auto che entrava nel parcheggio dell'osteria. Qualche mese fa una coppia è rimasta gravemente ferita, ma la tragica lista negli anni è molto più lunga. I residenti sono esasperati e chiedono la messa in sicurezza della strada. Già qualche anno fa ne avevamo parlato col prefetto per la possibilità di installare dei rilevatori di velocità, però a quel tempo, nonostante le nostre istanze, c'era stata negata la possibilità. Adesso ritorneremo alla carica con ancora più forza per avere l'autorizzazione e poter magari fare un lavoro in compartecipazione con la provincia. Il comune di Susegana c'è. Poi per quel che riguarda quell'attraversamento pedonale, in collaborazione con la provincia sarà necessario mettere una pastorale. La pastorale è quella che illumina completamente l'attraversamento.